Allora, il mestiere del gondoliere nasce praticamente dai traghetti a parada. E non erano proprio gondolieri, erano barcaioli. Anche perché questo servizio di traghetto veniva svolto con la barchetta a traghetto, che non è una gondola. Questo traghetto serviva solamente per attraversare il Canal Grande, dove non c'erano ponti, ma devi sapere che a Venezia c'era solo un ponte, Ponte di Rialto. Era l'unico modo per attraversare il Canal Grande a piedi. Gli altri punti erano tutti scoperti e quindi c'erano oltre 60 traghetti da parada in tutta Venezia. Stiamo parlando di 300-400 anni fa. Quindi il nostro mestiere è sì il più antico del mondo. Poi la gondola da Nolo, che è questa, era la barca dei nobili e quella non aveva i gondolieri. E spesso, questa curiosità è molto bella, erano gli schiavi dei nobili che portavano le gondole. Tanto che in un dipinto del Carpaccio che si trova nella Scuola Grande di San Rocco c'è un gondoliere scuro di carnagione perché erano gli schiavi. E all'epoca sappiamo benissimo che tutti avevano gli schiavi.